Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle Sibille Interattivi previsioni 11-17 maggio. Vediamo una settimana molto importante in entrate, quindi il vostro marietto veneziano è subito sulla breccia per le previsioni del 11-17 maggio. Ma prima di fare questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube di The Guard, al canale YouTube del vostro marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 il The Guard e Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. I link li trovate qui sotto in descrizione, sia di Face che anche di Telegram. Se vi scappa anche un super like e un bel commento è sempre ben gradito. Bene, partiamo subito con i nostri 3 mazzetti delle Sibille Interattive, in cui voi dovete sintonizzarvi con le vostre vibrazioni e scegliere il mazzetto 1, 2, 3. Adesso il vostro marietto incomincia a mischiare Sibille chiacchierine interattive. Vediamo cosa ci sta aspettando dal maggio 11 al 17. Questa settimana molto importante, perché ci sono grandi movimenti anche a livello planetario in movimento. E vediamo le Sibille chiacchierine cosa ci vogliono dire. Facciamo il primo mazzetto, secondo mazzetto e il terzo mazzetto. Bene, abbiamo i nostri 3 mazzetti delle Sibille chiacchierine. Sintonizzati, cercate di entrare in vibrazione col mazzetto più consono ai vostri bisogni, alle vostre realtà. Eventualmente fermate anche e stoppate anche il video, entrate mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Respirate profondamente, eventualmente potete anche, per entrare in meditazione più profondamente col mazzetto, anche fare stelle di Davide, meditazione sulle stelle di Davide, dove il vostro marietto veneziano ha fatto delle pillole, sempre nelle varie playlist del canale, il vostro marietto. Bene, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Scegliete con calma e partiamo subito col mazzetto numero 1. Dottore, consonante sorpresa, morte, nemica e artista. Bene, vediamo subito che questa settimana è una settimana molto importante, 11-17 maggio, anche per tutto l'ambiente vibrazionale che ci sta intorno è molto importante. Ma queste carte, per chi ha scelto la stesa numero 1, sono molto importanti, perché vediamo subito una partenza piuttosto impegnativa e qualche piccola soddisfazione, un blocco molto importante dovuto molto probabilmente a una donna che sta dietro le quinte. Vedete il coltello, che ha in mano qualcosina tipo una maschera, quindi è una persona che sta dietro e cercherà di bloccare. Però attenzione che voi finirete bene la settimana, perché avrete un colpo di genio. Però attenzione a metà settimana, perché vi si presenta qualcosa di veramente impegnativo, forse anche oltre le vostre forze, perché vedete che questa è una delle carte più forti. C'è un grande cambiamento, uno squilibrio. Avrete fra martedì e mercoledì sicuramente qualche sorpresina a vostro favore, perché si parte col dottore, impegnativo, chiaro, però con le consonanti sorpresa sicuramente tirerete qualcosa verso di voi. Però purtroppo dopo, sul mercoledì, giovedì, venerdì, avrete da che fare con una donna che è mascherata e che vi vuole in un certo senso avere un cambiamento nella vostra vita. Però sul finale vedo che c'è l'artista, lo scienziato, c'è la persona abile, la persona intelligente, la persona che sa come girare gli svantaggi a suo favore. Quindi prudenza massima per chi ha scelto la stesa numero 1. Prudenza massima e attenzione a metà settimana, grandi cambiamenti, e soprattutto attenzione a una donna giovane che porta una bella maschera. Quindi attenzione e tirate i remi in barca. Poi seconda stesa, seconda Sibilla, Gran Signore, amore, pensiero, donna maritata e riunione. Invece la seconda stesa è da miracolo perché si vede qualcosa di veramente buono. Si parte subito con qualcuno che vi aiuterà, avete dalla vostra molto probabilmente qualche amore importante da fare, ma questo gran personaggio che vi aiuterà è sempre un personaggio che, seguito d'amore, sarà qualcosa di veramente importante.
voi starete un attimino in pensiero, però sul finale avrete una settimana veramente gloriosa, perché donna maritata e riunione stanno a indicare che si è partito con gran signore e si chiude con riunione, amore e donna maritata, cioè voi stiate solo in pensiero, ma per pensieri che in realtà vi state costruendo voi, quindi niente di pericoloso, sarà una settimana in cui avrete il vento a vostro favore, quindi nessun tipo di problema. Chi ha scelto la stesa numero 2 è veramente baciato dalla fortuna, amore, gran signore, riunione, donna maritata, i vostri pensieri sono solamente pensieri leggerini in confronto a tutto il bene che vi dovrebbe arrivare. Bene, vediamo il mazzetto numero 3. Dispiacere, lettera, giovane fanciulla, viaggio e costanza. Allora, qui come vediamo la settimana? Qui vediamo una settimana che partite subito con qualche pensiero molto importante e riceverete dei messaggi e vedete la giovane fanciulla, come si suol dire, in un certo senso pensierosa, afflitta, quindi i primi 3-4 giorni riceverete un messaggio che vi porteranno sicuramente dei cambiamenti, vedete, cambiamento di posizione, però alla fine come al solito tirerete fuori dal cilindro qualche magia e vedete il viaggio che sta anche a indicare cambiamento di posizione, e a fine settimana riuscirete a ribaltare i brutti pensieri che avete avuto all'inizio della settimana in pensieri nettamente positivi. Quindi direi che dovete stare tranquilli, perché anche se voi avrete chiaramente dei momenti difficili i primi 3-4 giorni, poi sul finale della settimana tutto girerà con un cambiamento repentino, vedete, grazie alla vostra costanza e alla vostra forza, a, come si suol dire, riuscire a fare e a compiere quello che pensavate di fare. Quindi avete anche qui qualcuno che rema contro, ma tramite questo messaggio quindi riceverete una telefonata, un'email, un PVT molto negativo, ma non preoccupatevi, perché sul finale della settimana tutto andrà, grazie a voi, chiaramente la vostra costanza, nel verso giusto. Bene cari amici, abbiamo finito anche qui queste sibille interattive molto light, molto corte. Lo sapete che se volete potete contattarmi per una consulenza, un'ora costa 20 euro dal vostro maledetto veneziano, e se no al limite seguite sempre o al mercoledì o al sabato, mercoledì alle 20:30 o al sabato alle 16, il vostro maledetto veneziano coadiuvato da il Degaga. Grazie cari amici di avermi seguito fino a qui e alla prossima, ciao.